Il salario minimo per legge a 9 euro lordi all'ora non serve perché c'è già. Lo sostiene l'ufficio studi della CGA di Mestre, secondo il quale la retribuzione oraria è già oggi superiore ai 9 euro lordi, anche in quasi tutte le categorie dell'artigianato, comparto che tradizionalmente conta i livelli retributivi d'ingresso più bassi tra tutti i settori economici del paese. Se conteggiamo la liquidazione, istituto che tra i grandi paesi d'Europa esiste solo in Italia, tutti i livelli dei contratti nazionali di lavoro superano i 9 euro lordi all'ora, anche in Veneto. Se alla liquidazione si aggiungono le quote retributive riconducibili ai contratti integrativi regionali o aziendali, al welfare aziendale e alle altre indennità non incluse nelle tabelle retributive dei rispettivi contratti nazionali, cioè gli accordi firmati dalle parti sociali più rappresentative, il minimo salariale, secondo la CGA, è ben sopra i 9 euro lordi all'ora. Per rendere le buste paga più pesanti non serve il salario minimo per legge, ma tagliare tasse e contributi, approvare una norma sulla rappresentanza sindacale che non consenta più l'applicazione di contratti pirata attualmente firmati da sigle sindacali fantasma. Se si ritoccasse al rialzo la retribuzione prevista dai contratti nazionali dei livelli più bassi, portandola a 9 euro lordi, la stessa operazione dovrebbe essere effettuata anche per gli inquadramenti immediatamente superiori. Diversamente, conclude la CGA, molti lavoratori si vedrebbero ridurre o addirittura azzerare il differenziale salariale con i colleghi assunti a livelli più bassi, pur svolgendo mansioni superiori a questi ultimi.